Questa può essere una nuova ripartenza, il campionato che riparte non solo perché è la prima giornata di ritorno, perché questa vittoria vi avvicina al Pozzolo e quindi a quella zona playoff che penso che sia molto difficile. È una vittoria sicuramente importante per il morale, per il gruppo. Faccio complimenti ai ragazzi per come hanno interpretato questa partita su un campo non facile, dove si poteva giocare poco, e contro una squadra strutturata fisicamente abbiamo risposto colpo su colpo e in fase difensiva siamo stati impeccabili. Sicuramente noi dobbiamo pensare partita dopo partita. Questi ragazzi capire che hanno delle grandi potenzialità e mettere davanti il gruppo all'individualità. Questo sicuramente fa ben sperare, però pensiamo partita dopo partita. Molto bene la prova dei due esterni, soprattutto Spaghiero molto bene. Sì, soprattutto senza palla. Ci hanno aiutato tanto, hanno aiutato i centrocampisti e i difensori. Quello che mi aspetto poi è una qualità importanti come tanti altri giocatori di questa rosa. Oggi ho visto un Lorini concentrato, dove insieme ha fatto saltarmi uno contro uno, un centrocampo che ha combattuto. Sono contento per tutti quanti, anche per chi è entrato in 5 minuti che ha fatto la differenza. Così a livello tattico comunque a Palazzo degli anche avete concesso pochissimo, comunque a Palazzo siete stati molto compatti e sugli esterni, dicevi Torino, è stata una grande partita, ma anche sul centrale difensivo fatti benissimo, molto bene, concedendo poco spazio a due attaccanti di assoluto valore, quindi alla base dell'Angelo. Sì, l'abbiamo preparata nel modo giusto, sicuramente quando i difensori fanno il loro dovere è anche merito dei centrocampisti e degli attaccanti. Devono continuare così, sono ragazzi che hanno bisogno di essere aiutati anche in campo perché possono andare in difficoltà perché sono giovani e questi sono stati anche bravi a aiutarli. Gol a freddo che ha inevitabilmente condizionato la partita, però non è stata una brutta preparazione. No, è evidente che in queste partite qui l'episodio determina poi l'andamento della gara. Peccato perché siamo stati un po' ingenui, colpiti a freddo sulla rimessa laterale, potevamo avere un po' più di attenzione, però devo dire anche che poi il gol è andato in maniera un po' fortunosa, ci sta, dobbiamo prendere quello che ha detto il campo, però oggi secondo me il campo ha detto che noi abbiamo fatto un'ottima prestazione, abbiamo reagito, abbiamo fatto un primo tempo secondo me di alto livello, abbiamo avuto l'occasione per pareggiarla, non ci siamo riusciti. Purtroppo queste partite capitano, io dico sempre che le sconfitte, qualcuno dice ci sono sconfitte e sconfitte, le sconfitte non piacciono mai, però quella di oggi è stata una gara gagliarda, sapevamo di affrontare una squadra forte, soprattutto per giocatori come Paloschi, Spaghiero, che ti possono mettere in difficoltà in qualsiasi momento. La gara si è messa sui binari che volevano loro, però noi abbiamo battagliato, abbiamo cercato di raddrizzarla fino alla fine. Oggi l'episodio è stato sfavorevole, però la squadra deve avere questo atteggiamento, questo spirito, questa voglia di ricercare il risultato. Secondo me così potremo toglierci delle soddisfazioni. Nel secondo tempo provavano tipo il tridente, però non ha dato questa mossa di tutta speranza. Sì, purtroppo col passare dei minuti ho provato a cambiare un po' l'inerzia del secondo tempo, non ci siamo riusciti, anche se Tremolana in qualche situazione si è giocato qualche duello di uno contro uno in velocità, è riuscito ad arrivare dentro l'area di rigore. Non sono situazioni facili perché poi, ripeto, passano i minuti, sale un po' di frenesia, un po' di disordine in campo, abbiamo anche rischiato qualche situazione di ovviamente ripartenza clamorosa in campo aperto. Non è facile secondo me nella seconda parte del secondo tempo magari mantenere quella lucidità, anche se però dobbiamo cercare di mantenerla perché fino alla fine le partite sono aperte, basta un episodio, l'abbiamo avuto anche con una mezza mischia con De Angelis, quindi bisogna rimanere vivi. Non è facile perché, ripeto, col passare dei minuti anche le condizioni del campo magari e anche fisiche di alcuni giocatori non sono più
sotto devi spendere qualche cosina in più, non ci siamo riusciti a raddrizzarla, però ripeto quello che ho detto, oggi la squadra ha dimostrato carattere, ha dimostrato voglia di determinare, di incidere, non c'è riuscita, ripartiamo appunto da questa prestazione.